indimenticabile sei, perché hai vissuto e non solo vivacchiato. Indimenticabile sei, perché nella sconfitta non ti sei disperato. Indimenticabile sei, perché vai avanti con coraggio e speranza. Indimenticabile sei, che la vita è comunque bella, come una danza. Indimenticabile sei. Ciao a tutti, Don Maurizio. Un attimo, stiamo a parlare. Hanno voluto toccare per fare comunella, dottore. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Oggi non siamo soli, ma siamo in compagnia del Monsignor Antonio Stagliano. Ma posso? Don Tonino, scusate, Don Tonino. Dicevamo Don Tonino, Don Tonino, per alleggerire. H, also known as, detto in inglese, il vescovo della diocesi di Noto. Che... Buonasera. Prego Nicola. Ma Buongiorno. dovrei anche essere il vostro vescovo, non siete netini voi? Siamo, Sì. siamo distaccati dalla sede spirituale cattolica. Ah, siete proprio distaccati, vi siete fatti Sì. sbattezzare pure voi, cioè Io ho sbattezzato, No, tu sei proprio- senza senza battesimo. sbattezzato senza procedure legali. Senza Mi procedure. sento sbattezzato già senza dare altri soldi. Vabbè. Io proprio non sono un figlio di Dio proprio dalla nascita. Non sono neanche battezzato io. Ma figlio di Dio lo sei perché sei nato da esseri umani. Ah, vabbè, quindi Poi sono un figlio non sei, di Dio. Non sei stato battezzato e quindi non sei figlio di Dio in Gesù. In Gesù, ok. Quindi Gesù che è il figlio di Dio. Quindi praticamente siamo fregati sempre. Cioè, Assolutamente sì, tutti gli esseri umani sono figli di Dio. Anche Don Maurizio. Ma non ti preoccupare, se perché per te Dio non esiste, poi anche per me ti spiego che Dio non esiste, ma tu sei figlio di Dio lo stesso. Ma io posso non essere figlio di Dio, cioè non c'è una procedura da fare per dire Guarda, tu ti puoi considerare non figlio di Dio, ma se Dio esiste, Figlio ha di creato nudo. il mondo, tutti gli esseri umani che sono creature sono figli suoi. Per cui, però tu, nella tua consapevolezza, puoi fare professione di rifiutare per te questo sentimento, ma la realtà è realtà. Uno può anche rifiutare la realtà. Quindi non puoi scappare, Nicola. Ma come può si essere? Scusami, mi scusi se Ma non dovevamo introdurre, introduciamo Vabbè, che vabbè. poi parliamo. Allora, ragazzi, dovete sapere, lo diciamo, Sì. dovete sapere che abbiamo fatto in realtà mezza puntata, vabbè, una parte di puntata e si è staccata la luce. Quindi tutti insieme abbiamo fatto una mini preghiera ringraziando il Signore per farci riprodurre di nuovo un inizio. Ora siamo più sciolti, prima Adesso eri siamo- tutto teso. Quindi ringraziamo ancora il Signore e introduciamo il discorso di oggi, ovvero oggi parleremo di musica. Allora, musica. Parleremo di Fabi Fibra, un album che si chiama Mister Simpatia, un po' vecchiotto del 2006, dove lui ha scelto di avere un metodo comunicativo totalmente diverso da quello che avevano gli altri artisti, molto più elaborati, che poi alla fine portavano a non far ascoltare musica a nessuno, se non a chi componeva musica. Lui decide di avere degli stili semplici ma allo stesso tempo aggressivi, volgari a volte, giusto per andare in quella che era la condizione italiana del 2006, a essere sfrontato però allo stesso tempo ascoltato, perché infastidiva. Fabi Fibra chiama il suo album Mister Simpatia e Mister Simpatia era l'alter ego di Mister Simpatia di Fabi Fibra, che aveva ucciso Fabrizio Tarducci, quello che è veramente Fabi Fibra, prendendo il posto di Fabi Fibra, come per chi ha visto il talento di Mr. Ripley. E appunto lui scrive questo album che dà fastidio. Ad esempio lui dice: e tu cosa ci fai qui? Questo è il mio funerale, mi sono ucciso un giorno fa impiccandomi in bagno con la fune appesa alla caserma per non fare il militare. Tra l'altro, quando parlo dello stile aggressivo, vi leggo un'altra frase per farvi rendere conto dell'attività, come dire, diretta, assai diretta, dice cruda, punto, esplicita. sì, ma proprio volutamente questo, come ad esempio faceva Eminem, solo che qui in Italia c'era una condizione molto diversa rispetto all'America. Ma lui era esplicito per via del suo alter ego.
Lui dice che adesso un album del genere non lo potrebbe scrivere perché è famoso e perché ha una responsabilità sui suoi fan, e quando l'ha scritto ha scritto delle cose veramente molto forti, tipo insultando anche direttori di radio, Vasco Rossi, persone che erano in sedia a rotelle, proprio perché lui diceva tutti devono dire oh ma chi è questo che sta, cioè devono alzare il volume della radio per dire oh ma che cavolo sta dicendo È questo? stata una mossa. Sì, una mossa, ma perché al tempo nessuno ascoltava rap È e lui ha un'ottima detto mossa di marketing. sì, anche. ma allora perché? Allora, adesso faccio un'introduzione a un'altra cosa di cui volevo parlare. Lui dice io non faccio rap, ma propaganda molesta. E collegandomi a un artista della nostra Italia, anche Caravaggio era un po' molesto nei suoi quadri. Quando lui va a dire punto un lanciafiamme sulla mia famiglia e l'ammazzo, non è che veramente lo fa, però comunque descrive una situazione di disagio familiare. Descrive quanto possa odiare in questo caso la sua famiglia, perché per varie condizioni che adesso non vi sto a spiegare. E Caravaggio, che è un artista del 1500, va a descrivere delle figure ecclesiastiche, però in vesti di ceti molto più bassi. Ad esempio, volevo prendere in esempio proprio un quadro che avevo visto, che molto probabilmente Don Tonino conosce molto più di me, ed è La morte della Vergine. La morte della Vergine. La morte della Vergine, che poi metteremo magari. Ok. Allora, La morte della Vergine. Cosa descrive questo quadro? Descrive la morte della Madonna, che tra l'altro è soccorsa da 3 clochard. Quando ci fu il Concilio di Trento, gli fu privato anche di descrivere ad esempio delle opere nude. Qui vediamo la censura che non del tutto è stata rimossa ormai dall'Italia. Ad esempio Arancia Meccanica è un film che è stato da poco permesso al pubblico italiano. Comunque, ritornando al quadro, abbiamo 3 clochard che accorrono la Santa Vergine e Maddalena che è piegata, distrutta dall'evento, e la Madonna che è morta, e secondo la concezione del tempo non poteva morire la Madonna, e quindi fu anche rifiutata quest'opera. E si dice, infatti si vede che la Madonna che è disperata, con dei capelli anche scombinati, e si dice che nel ventre della Madonna ci sia ancora l'acqua del Tevere, delle riflessioni sul quadro. E tra l'altro, sempre portando a un altro quadro di Caravaggio, abbiamo Davide con la testa di Golia, che voglio mettere anche un po' più avanti, che è un'opera di protesta. Anche lui qui fa una sorta di ha un linguaggio aggressivo contro la società del tempo, perché Davide rappresenta il bene che ha ucciso il male, però nella faccia del Davide vediamo una sorta di pentimento per quello che ha fatto, perché è comunque un omicidio. E invece nella testa di Golia vediamo il Caravaggio stesso che si è dipinto a memoria con un autoritratto, e lui con questa mossa, che tra l'altro si dipinge in basso non dando importanza alla sua faccia, ma comunque con questa mossa lui dimostra che lui si schiera dalla parte del male, perché il bene è in realtà c'è un rovesciamento tra male e bene, e lui si schiera dal male perché dice che il bene è un assassino, mi ha ucciso. È proprio come Caravaggio, Mister Simpatia, descrive con dei messaggi molto forti. Era giusto che comunque è molto importante che Cose bellissime. Sì. Lui da un mese che si sta preparando questo episodio, no. quindi a proposito di questo, la domanda, diciamo, sulla Chiesa Cattolica, considerando che io sono il vescovo. Ora a proposito, dopo questa lunga premessa, che mi scuso anche con chi ci ascolta da casa, so che ormai è stata bellissima, valeva la pena che tu la facessi. So che ormai non siamo fatto. abituati ad ascoltare per più di 10 secondi, però ogni tanto è anche giusto. la soglia dell'attenzione si sta abbassando. Interferenze? Dobbiamo fare un'altra preghierina, mi sa. No, vabbè, interferenze che con modalità aereo si risolvono. Modalità aereo immediatamente. Modalità aereo. Ok, perfetto.
No, può essere il mio perché... E adesso voglio leggere proprio una strofa di Fabi Fibra molto pesante, però che appunto perché questa puntata va oltre a quello che è la formalità, perché è giusto che la discussione si crei al di là degli stereotipi e delle formalità varie che poi vanno anche a distruggere la vera apertura del dialogo. E vado a leggere. Questa Italia è paranoica, impazzisco qui. La Madonna quando piange che va al TG. Questa chiesa crea dei mostri per spaventarci. Molte madri sono al mondo per soffocarci. Molte volte questo Dio vuole arbitrarci, molte volte questo credere può limitarci. Stando soli preghiamo, puntiamo ad incoraggiarci, quando invece il Vaticano può soltanto castrarci. Questa Chiesa fa di tutto per addomesticarci, vuole terrorizzarci, con bugie per congelarci. I miei spermatozoi sono tutti marci, non conosco una sola persona che possa salvarci. Qualunque canzone in Italia punta a rattristarci, qualunque registro in Italia punta ad annoiarci. Non passano i porno, potremmo almeno masturbarci, che andiamo a puttane ma non dobbiamo innamorarci. In classe mettono un crocifisso per educarci, ti prendono a schiaffi se lo stacchi, tu non provarci. Ma quante ragazze che all'estero sono diverse, intendo diverse nel senso dovresti scoparci. In questa nazione spendiamo il tempo a complessarci, ma senza confrontarci, dovrebbero influenzarci. Diverse culture ma senza entrare e uscire a calci. Ma siamo razzisti, per noi è un classico alienarci. Da quanti pregiudizi cominciamo anche a spellarci, tanto vale a sto punto un bel sottovuoto ad intubarci. Dovrebbero incollarci uno all'altro per poi drogarci, ma con le nuove leggi possiamo solo ubriacarci. Possiamo intossicarci di alcolici e poi schiantarci, ma non legalizziamo, il Papa tenta a denunciarci, mentre fumano quest'erba per cui stanno ad arrestarci in questo mare di complessi in cui vogliono affogarci. Si è finito? In realtà ce n'era ancora una parte, però diciamo il senso si è capito. Sono lunghi, dico, ma... insomma, volevo leggere questa strofa che è abbastanza pesante, come ho detto prima c'era un linguaggio anche molto volgare in alcune parti, però volevo affrontare una parte di questo discorso che era appunto quello sui crocifissi nelle scuole, che io personalmente ho sempre elevato il crocifisso nella mia classe, ci sono riuscito. In classe mia, diciamo... Però io non capisco perché ci debba essere addirittura un decreto che va a va a proteggere, a legiferare addirittura questa presenza del crocifisso. Ed è come quasi una dimostrazione che lo Stato non è del tutto laico. Sì. E prego, adesso vi do la parola che ho parlato tantissimo, scusate. Prego. Sì, io ringrazio davvero di essere qui e di essere qui in questa modalità dove si può dialogare come tra amici, si può anche chiacchierare con molta serenità e d'altra parte ringrazio per l'opportunità di parlare a voi, ma di parlare anche a tutti gli amici vostri che vi seguono. Abbiamo avete un bel seguito. Sì, abbiamo un bel seguito. Quindi... Questo sì. Anche perché le cose poste così da Nicola sono poste in una maniera interessante, nel senso che a me interessano molto. Da anni che sto lavorando sulla pop theology, ormai avrò scritto almeno una decina di libri, la pop theology che è una riflessione sulle cose che ci riguardano, la fede, Dio, ma anche la relazione sociale, anche dove va la politica. Ma perché non inventa la rap theology? Ma guarda, adesso se tu mi incalzi subito con un'altra domanda e apriamo una parentesi, qui Don Maurizio Novello che è qui vicino come incaricato da parte del Vescovo di degli insegnanti per la religione cattolica e anche della pastorale scolastica e universitaria, ha concordato con me l'istituzione di un concorso con un testo rap che ho scritto intitolato Il rock del nulla. Metteremo in palio 3.000 euro, un primo premio da 1.500, un secondo da 1.000
è uno dei 500 nelle scuole per creare la melodia rap a questo testo. Ovviamente questo testo va analizzato, riflettuto, no? Perché una delle cose che dico in questo dobbiamo testo... essere per forza studenti per farlo? Ma in questa prima fase potremmo lavorare con gli studenti, se la cosa va bene potremmo anche allargare. Poi sui rap io ne ho scritto uno che ho regalato attraverso il sindaco di Noto a Fedez, If I Sing a Song, You Don't Get Me Wrong, se ti canto una canzone non mi fraintendere, no? Ed è un rap sulla bellezza. So che il sindaco gliel'ha regalato, non sono stato io, però per suo tramite. Quindi scrivo canzoni di musica pop e anche questo rap e quest'altro testo che non ho musicato appositamente perché con questo concorso, no? Per cui ecco la modalità della musica. In questi libri io cerco di valorizzare le canzoni perché queste canzoni, come diceva Bennato, sono solo canzonette per dire che non sono solo canzonette. E di fatto, come tu vedi, come per il rap che hai letto, non mi pare che sia solo un rap e una canzone. Lì c'è dentro un'affermazione di principi, di convinzioni, di critiche, di accuse anche volgari e violenti contro l'istituzione Chiesa, mettendo dentro pensieri che isolati potrebbero anche avere una sensatezza, ma messi insieme potrebbero anche risultare, diciamo, insensati, non veri, maldestri, o comunque anche costruire un senso più ampio, no? Che interpella la coscienza e la libertà e pone domande. Per cui io, ascoltando questo testo, ho sentito delle domande che mi sono state poste. Domande, attenzione, non tanto o soltanto al vescovo, no? E quindi a uno che appartiene all'istituzione Chiesa, lì compromessa attraverso le accuse fatte al Vaticano, ma domande che riguardano la mia coscienza di credente. Perché io sono credente, cattolico, e quindi appartengo alla Chiesa cattolica, appartiene anche alla mia fede di cattolico l'adesione a delle dottrine, no? Fondate dentro prospettive anche filosofiche che non possono essere così banalmente diciamo, perlomeno possono essere criticate, ma criticate a un livello anche più profondo. E comunque quel rap non è solo una canzonetta, perché nel frattempo non è un saggio di filosofia, non è un saggio però di qual è politica, la genialità? La genialità è che è un testo rapsodico, cioè un testo benché lungo il rap rispetto alle canzoni, ai testi delle canzoni normali, è un testo che però è popolare, comincia a dire popolare, e perciò diretto e va a parlare alla gente comune. Però qual è la genialità? Popolo. Qual è la genialità? La genialità è che è semplice, ma allo stesso tempo pone delle discussioni profonde. Quindi questo testo può arrivare a una persona che va al quinto superiore, come può arrivare anche assolutamente a lei che... E questo è la genialità comunicativa, ecco, la genialità comunicativa di un testo musicale. E io sto insistendo su questo nella mia pop theology. Sto dicendo: accorgetevi, carissimi, quelli che hanno la bontà di leggermi o di ascoltarmi, che i saggi di teologia o anche le prediche dei preti nelle chiese cattoliche, no? La domenica, non le ascolta nessuno. Perlomeno, immagino per esempio una predica, chi la può ascoltare? Sul presupposto che la stragrande maggioranza di chi va in chiesa la domenica non ascolta nulla della parola di Dio e non ascolta la predica del prete, ma comunque sia, se l'ascoltassero l'ascolterebbero quelli che vanno in chiesa. Normalmente i giovani non vanno più in chiesa, i millennials, no? Quelli nati dopo il 1999, sono stati definiti da un mio carissimo amico sacerdote, che è stato anche mio assistente sulla cattedra di Trinità, che ha scritto un libro su questo, Don Armando Matteo, la prima generazione incredula. Nelle chiese cattoliche giovani non se ne vedono, per cui prediche non vengono ascoltate. Allora dico, i giovani che cosa ascoltano? I giovani che non vengono più in chiesa
stanno su Spotify, ascoltano Fabi Fibra e tantissimi altri rapper o canzoni popolari o canzoni pop, no? Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Noemi, per non parlare anche sempre di Mengoni, con cui ho iniziato la mia carriera di pop teologo, no? E ascoltano questi milioni di volte. Facciamo un altro esempio. Recentemente, forse adesso è passato già un anno, Vasco Rossi è uscito con un singolo intitolato La Verità, no? E dice cose interessantissime sulla verità, ma dal punto di vista, diciamo, teologico e anche filosofico delle nostre riflessioni, della verità non si parla più. La verità non si parla più, dice la verità non esiste, la verità non si conosce. Nel frattempo Vasco Rossi pubblica questo disco sulla verità e dopo una settimana 5 milioni di persone l'hanno ascoltato. Io stesso dopo una settimana l'ho ascoltato almeno 5 volte. E quindi ho ascoltato che cosa? L'espressione finale, per esempio, che dice la verità non è una cosa, la verità si sposa. E a me fa piacere che questo dica questo, perché, per esempio, cristianamente la verità è Gesù Cristo, la verità è Gesù Cristo e questi crocifisso, e vengo alla tua sostanzialmente qua si sta parlando del modo migliore per comunicare quella determinata cosa. Esatto, adesso vengo al crocifisso, no? Okay. E anche lui mi ha fatto la domanda sul crocifisso, certo, dopo aver introdotto la canzone Fibra, anzi addirittura il Caravaggio, e quella cosa del Caravaggio mi ha veramente appassionato e ti ringrazio. Perché non vorrei perdermela alla fine, no? Perché è coerente con le cose che sto dicendo io da anni, no? Quando dico che Dio è solo e sempre amore, per cui Dio non è un Dio guerriero, non è un Dio che abbia mai fatto il male, non è un Dio che abbia potuto dire a Davide ammazza tutti quelli che ti chiedo di ammazzare per fare, comprendi? Per cui il fatto, quella tua introduzione sul Caravaggio io me la rivendo, se mi consenti, perché è una cosa bellissima. Il Davide di Caravaggio che quasi si dispiace, no? di aver ucciso, perché alla fine Davide è un sanguinario, no? C'è un motivo scritto nella Bibbia, cioè che Davide immagina di dover costruire il tempio a Dio, no? E il profeta va da Davide e gli dice no, non sarai tu a costruire il tempio a Dio. Perché? Sarà tuo figlio, Salomone, cioè che è un re di pace, perché tu sei stato un sanguinario. Perché Davide è stato ha combattuto tutte le battaglie di Israele vincendole. Quando per esempio si doveva sposare con la figlia di Saul, e Saul gli ha detto portami 100 prepuzzi di Filistei, no? E lui gliene ha portate 2000. Era portato 2000, per dire, proprio era alla grande per, capisci? Però lì è scritto non puoi costruire il tempio tu, perché il tempio è di Dio e tu hai le mani insanguinate. Il crocifisso. Vedi, per la fede cristiana e cattolica il crocifisso è la manifestazione dell'amore. Molto spesso si parla di amore, anche nelle canzonette si parla di amore, ti amo, amore mio, no? Chiamami solo amore, penso per esempio a Vecchioni che ha vinto il Festival di Sanremo, chiamami solo amore perché noi siamo amore. Oppure chiamami ancora amore. Chiamami ancora amore. Però dice una cosa bellissima Vecchione lì: credi in quest'umanità anche restasse un solo uomo. Credi in quest'umanità anche restasse un solo uomo, chiamami solo amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. È bellissimo. Oppure penso a Neck, fatti avanti amore, fatti avanti amore, siamo fatti per amare nonostante noi. Vedi? Neck, anche lì. Allora, Fabi Fibra nel suo rap comunica la sua visione del mondo e della vita, ma anche le altre canzoni comunicano, no? Neck, per esempio, dice che gli esseri umani sono fatti per amare e in buona sostanza l'unica cosa per cui sono fatti gli esseri umani, che è l'amore, non riesce agli esseri umani. Siamo fatti per amare nonostante noi, perché noi che siamo fatti per amare e vogliamo amarci, chissà perché mettiamo il bastone tra le ruote nell'amore, e l'amore tra di noi non accade. È una cosa importante, educarsi ad amare.
tu hai citato Caravaggio, no? Io ti cito per esempio un grande filosofo, psicologo, Erich Fromm, che ha scritto un'operetta bellissima che potreste leggere agevolmente, L'arte di amare. Erich Fromm dà una testimonianza, diciamo, non sospetto perché non era un cattolico, non era un cristiano. Siamo fatti per amare, e dice l'amore, se veramente lo vuoi fare, ti devi educare, perché è un'arte, l'arte di amare. Però io non vedo scritto nel messaggio del crocifisso amore, Dio è amore, o l'uomo è amore. Allora, io vedo più scritto sofferenza, violenza, sofferenza, sì. Come appunto la condizione italiana cattolica ti porta a avere delle croci, soffrire, stare zitto e sapere che dopo la tua vita forse ci sarà un paradiso. Bene, io ti ringrazio perché dici queste cose, perché queste cose sono fuori dal mondo dell'orizzonte cristiano. Questo non è il cristianesimo. Capisci? Cioè il vero problema su cui io sto trattando, e sto trattando anche a livello filosofico, prima di venire qui stavo scrivendo appunto un testo, una lettera a Ines Testoni, parlando del rapporto tra Emanuele Severino e il cristianesimo, perché per esempio Emanuele Severino, uno dei più grandi filosofi italiani, contesta il cristianesimo come follia, perché avrebbe aderito, ma è un cristianesimo, quando parla del cristianesimo, è un cristianesimo che io non riconosco, per esempio le cose che tu hai detto, tipo per esempio la sofferenza, devi soffrire, così se soffri poi vai in paradiso, e così. Questo fa parte di una predicazione che probabilmente c'è stata, ma non è cristiana. Io sto scrivendo per esempio dei libri in cui cerco di avvalorare l'autentico cristianesimo, quello che chiamo canonico, no? Che è il cristianesimo che è dei Vangeli e del Nuovo Testamento, no? Dove certe cose che pure all'interno della Chiesa Cattolica sono state perpetrate non esistono. Facciamo un altro esempio che per portare il testo di Fibra, ma poi arriviamo sempre al crocifisso, perché il crocifisso, tu capirai, non è semplicemente quello che vedi tu, perdonami. Il crocifisso anzitutto è il crocifisso del cristianesimo e non è il crocifisso di tanti crocifissi che i romani hanno messo in croce, no? Quindi il crocifisso nelle scuole del cristianesimo è Gesù di Nazareth crocifisso, quindi quel segno lì rimanda a una storia che dovresti in qualche misura conoscere, cioè che quello è nato occidentale, la conosci. Ma non lo so. Gli occidentali per esempio conoscono più per esempio il Ramadan islamico che non il digiuno, la Quaresima cristiana, no? Sì, infatti mi ricordo una volta mi ricordo di aver letto un articolo in cui un occidentale, un cristiano, dice: sapete che cos'è la Quaresima cristiana? Una specie di Ramadan islamico. Quindi un'affermazione che cosa indica? Indica che quella ha ben in testa che cos'è il Ramadan, e per spiegare la Quaresima fa il paragone, il princeps analogatum, come si dice, il Ramadan non è più, perché nel mondo occidentale tante cose sono cambiate. Ma per dirti, non c'è chi non veda che nella storia del cattolicesimo abbiamo avuto per esempio papi guerrieri, Alessandro VI, no? Alessandro VI, quindi quando quello punta sul Vaticano per dire certe cose, no? Quello intendo Fabi Fibra, non è che non azzecca giusto, no? Dico, abbiamo Fibra, avuto parliamo di te. Abbiamo avuto papi guerrieri. Allora la domanda mia è: come si sposa un papa guerriero? Cioè un papa che, perché papa, no? Della Chiesa universale, è un principe, è un re che giudica sulla vita e sulla morte delle persone, brucia le streghe, ammazza questo, porta eserciti a dire andate a liberare il Santo Sepolcro. Certo, il giudizio storico direbbe le condizioni erano là, ma la mia domanda teologica resta: come si sposa questo con Gesù Cristo e il Cristo crocifisso? Perché Gesù Cristo e questi crocifisso vuol dire che il Dio che il cristiano deve adorare è il Dio che la croce gli ha mostrato. La croce mostra un Dio che invece di donare la morte agli esseri umani si carica da parte degli esseri umani della morte, perché gli esseri umani non debbano più morire, no? Non debbano più morire, non nel senso che poi gli esseri umani non moriranno,
ma che gli esseri umani nella loro morte, in qualsiasi forma la loro morte assumerà, possano trovare speranza nel loro morire, perché il crocifisso muore per amore e dice a tutti gli esseri umani: chi sa morire in faccia alla morte, senza la disperazione di sentirsi fallito, sconfitto, schiacciato, giudicato male, ma nella speranza, no, della risurrezione, perché il crocifisso è risorto. Ecco, io porto la morte negli esseri umani perché gli esseri umani la vivano con dignità umana. Restare umani nella morte è la pienezza e la bellezza dell'umanità. Ma questa cosa qui del crocifisso dice di Dio una cosa folle, pazza, inaccettabile a ogni cultura, a tutte le culture, anche a quella greca, che era la cultura contestuale in cui il cristianesimo con l'ellenismo ha cominciato a diffondersi. Allora, il problema più serio non è il crocifisso nelle scuole. Il problema più serio è che cosa i cattolici nelle chiese, guardando il crocifisso, capiscono. Perché se uno nelle chiese guarda il crocifisso e capisce che Dio è ancora l'essere supremo, creatore del cielo e della terra, che ama gli uomini mandando il suo figlio a morire per loro, e però resta il Dio giusto e dunque giustiziere, che ti castiga quando tu pecchi e ti manda il dolore, la morte, e ti interrompe la trasmissione togliendoti la luce quando vede che stai parlando male di lui, e che poi te la fa venire, come abbiamo chiacchierato. Stiamo parlando più male adesso di lui che prima. Capisci bene? Capisci bene? No, la casa è mia. Quel Dio non esiste, comprendi? Sì. Allora il Davide... Però io mi chiedo una cosa, la devo interrompere adesso. Sì. Perché? Cioè, che c'entra questo con il garantire che ci sia il crocifisso nelle scuole? Allora, qui tu comprendi che, parlo per esempio di Benedetto Croce, che dice non possiamo non dirci cristiani, non è che erano cristiani questi, no? Cioè... diversamente da altre forme religiose, no? Ma in tutte le forme religiose la religione non è semplicemente una questione privata, no? Tu vai in chiesa, preghi il tuo Dio, fai la preghierina e buonanotte. No, la religione, nella misura in cui ti mette davanti a un Dio, quella cristiana che è solo e sempre amore, istituisce un ethos, un costume, una comunità inesorabilmente, anche un ethos, un costume, cioè un modo di fare e di agire. Facciamo un esempio. Gesù di Nazareth, quando arriva, dice: è stato detto un tempo, occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione, io vi dico, amate i vostri nemici. Vuoi essere cristiano? Dice, ma io pensavo che essere cristiano è che vado nella chiesa cattolica, vedo il crocifisso che è un simbolo cristiano e lo prego. Ma proprio per niente. Il cristianesimo è ciò che accade quando e dopo che tu entri in chiesa, guardi il crocifisso e capisci quanto Dio ti ha amato. Che cosa accade? Accade che tu ami come ha amato Lui. Sai qual è il comandamento di Gesù? Uno solo ne ha lasciato, uno, non 10 come Mosè. Ma il prossimo tuo. No, vedi, stesso. Già questo vedi che non lo sai. Allora tu, per esempio, come fai a giudicare il cristianesimo se non sai qual è l'unico comandamento che lo identifica nel mondo? Ama il prossimo tuo come te stesso è un vecchio comandamento, appartiene all'Antico Testamento. Gesù ha dato un comandamento nuovo e il comandamento, se obbedito, istituisce un ethos, un modo di vivere, un modo di stare al mondo, uno stile di vita. Il cristianesimo non sono dottrine a cui devi credere con la testa. Il cristianesimo sono pratiche di vita che devi affrontare e vivere giorno dopo giorno. Il comandamento di Gesù è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non ti preoccupare che tu non lo sappia, anzi. Ho perso le lezioni di catechismo. No, hai perso le lezioni di catechismo. Ti posso assicurare, e questo lo dico perché lo dico pubblicamente, per cui mi puoi invitare, perché quando tu inviti me, oltre a invitare nozze a me, tu vai a nozze, no? Con la tua visione. Io lo dico e lo sostengo, e i miei preti lo ascoltano continuamente. A ogni messa che faccio delle cresime metto in evidenza che i nostri ragazzi, dopo 6 anni di catechismo, non sanno
Qual è il comandamento nuovo di Gesù? Non lo sanno. Io quando mi permetto di fare la domanda non ricevo mai la risposta. Male. La risposta massimo che ricevo è quella tua, vedi? Quindi tu ricordi, non hai perso nessuna lezione. Le hai fatte tutte le lezioni, ma non sei arrivato Maurizio. al clou. Allora, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Come io ho amato voi vuol dire che tu, se vuoi davvero amare, stabilisci con l'altro che vuoi amare. Tu, chiunque tu sia, puoi anche essere un non credente, ma se pronunci la parola amore e dici a una persona ti amo, tu ti leghi, vuoi legarti a quella persona con un rapporto di bene per cui gli dai la vita. Questo è cristianesimo, anche se tu non credi in Gesù Cristo, no? Poi il cristianesimo ti dice: guarda che questa cosa qua è un impegno di vita che risulti impossibile se tu non percorri una certa strada, se non stai sulla via. Sai come si chiamavano i cristiani prima di essere chiamati cristiani? Quelli che stanno sulla via. Perché Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Io sono il metodo con cui tu umanizzi la tua esistenza. Perché il crocifisso può andare nelle scuole? Perché il crocifisso simboleggia una pienezza di umanità irraggiungibile, ma che vale per tutti, perché anche per l'Islam dovrebbe valere l'amore del crocifisso. Perché io ho un'amica marocchina che mi ha detto che Gesù è visto come un profeta, cioè potrebbe essere Esatto. rispettabilissimo anche nella sua esatto. religione. Però ecco, la faccenda del crocifisso non nelle scuole parte da certe prospettive ideologiche. Nel frattempo tu dici: perché la legge dello Stato, lo Stato garantisce questo? Perché, come abbiamo spiegato prima in quella trasmissione che purtroppo si è perduta, la legge per esempio dell'aborto istituita dallo Stato crea mentalità, ethos, costume, e anche la religione, specialmente il cristianesimo che è una religione popolare, Però posso capire crea costume, crea mentalità e allora crea simboli umanizzanti. Il crocifisso, tu non devi vedere nel crocifisso uno che soffre e basta. Tu devi vedere nel crocifisso uno che è trattato con violenza. Un innocente che è trattato con violenza. Allora io il crocifisso lo metterei nella testa di ciascuno per dire: non ti permettere di fare violenza a nessun essere umano. E infatti nella mia predicazione cristiana, ma questo è cristianesimo, lavoro con un linguaggio controintuitivo anche così, che molto spesso scandalizza anche i miei preti. Quindi anche lei è un Fabi Fibra dentro? No, io sono il vescovo di Noto, poi Fabi Fibra se la vede lui, io sono vescovo di Noto e dico per esempio che siccome Gesù sta sulla croce e non vuole scendere, dice: guardate che io sono il figlio di Dio e sono Dio. Stando sulla croce occupo tutto lo spazio di ogni croce. Non esistono croci nel mondo che non siano occupate da me. Quindi tu non ti permettere di farmi scendere dalla croce, perché se io scendo dalla croce poi tu metti in croce qualcuno. Quindi il grande messaggio del crocifisso è: nessuna violenza può essere praticata sugli esseri umani. Lo capisco perché l'Islam non può accettare il crocifisso, ma non perché il crocifisso offenda la religione e robe varie. Quella è una battaglia profonda da parte dell'Islam su Dio. È una battaglia profonda su Dio, perché il Dio dell'Islam non può accettare il Dio del crocifisso. Perché non lo può accettare? Perché l'Islam potrebbe accettare di non fare violenza all'innocente, come di fatto ha scritto l'imam insieme con il Santo Padre Papa Francesco. Su questo io vorrei intrattenervi, l'imam di Al-Azhar, no? Ad Abu Dhabi, no? Con Papa Francesco. Lì c'è scritto in quel documento, firmato insieme, non ucciderai l'anima innocente. Ma se Papa Francesco avesse voluto, a partire dal crocifisso, dire: guarda che però io credo nel crocifisso e il crocifisso mi dice che non bisogna uccidere nessuno, nemmeno l'anima colpevole, l'imam non avrebbe firmato, perché Allah dice di non uccidere l'anima innocente,
Ma poi dice anche che l'anima colpevole non solo la puoi uccidere, ma la devi uccidere, perché se non la uccidi non vai... È un po' come i vichinghi, cioè non si va nel Valhalla se tu non ti Guerriero. vendichi, capito? Invece il crocifisso dice, come dirà Papa Francesco in Fratelli Tutti, togliete la pena di morte. Vedi? Per esempio Papa Francesco non può imporre agli stati di togliere la pena di morte, ma può, a partire dalla sua fede religiosa cristiana, elevare la voce e dire la pena di morte, no? Non è umana. Non è umana. Togliete la pena di morte e dice anche togliete pure l'ergastolo, perché l'ergastolo assomiglia alla pena di morte, comprendi? Perché dobbiamo togliere la pena di morte? Fino all'altro ieri la pena di morte come ultima istanza era presente nel catechismo della Chiesa Cattolica, Papa Francesco l'ha abolito. Perché non è coerente con il cristianesimo. Per cui quando parliamo di cristianesimo io sono contento, ma cercate di capire se stiamo parlando del cristianesimo vero o stiamo parlando d'altro. Il cristianesimo dice che Gesù, il crocifisso, solidarizza con gli innocenti e espia anche per i colpevoli, perché per Gesù di Nazaret, il Dio di Gesù, nemmeno il colpevole deve essere messo a morte, perché nessuna violenza deve essere praticata sugli esseri umani. Questo è il cristianesimo. Sì, allora io qua un attimo faccio una parentesi che mi è venuta ora in questo momento, perché è stato argomento di discussioni all'incirca un mesetto fa, perché è stato scarcerato dopo 30 anni Giovanni Brusca, chiamato Uverro, il porco, perché lui ha fatto è stato un mandante di più di 200 omicidi. La strage di Capaci, il piccolo Di Matteo. Lui ha detto più di 150, meno di 200. Meno di 200. È giusto. Non ha saputo dire, capirai. È giusto. Dopo che ammazzi i primi 100 perdi il conto, forse. Ma dove ammazzi uno? Perdi il conto. Vabbè. Però, certo, è giusto scarcerare una persona del genere, con tutto che è stata collaboratore. Io ti ricordo che fu proprio lui che rapì il piccolo Di Matteo a 10 anni. Il piccolo Di Matteo lo tenne per 2 anni in una fossa, sì, poi lo fece uccidere da suo fratello. L'ordine di uccidere, e l'hanno liquefatto nell'acido, quindi una brutalità. Tra l'altro ho letto le dichiarazioni di chi ha fatto queste cose quando poi si sono pentiti, e c'era una totale mancanza di empatia. Loro sapevano che dovevano fare questa cosa, hanno preso il ragazzo, proprio hanno descritto che l'hanno tagliato a pezzettini, l'hanno messo in un barile, l'hanno messo e quello lo raccontava come se stava fumando una sigaretta. Sì, è la stessa cosa che si è evidenziata, se vi ricordate, ai processi di Norimberga per i crimini di guerra. Sì, no, per cui noi abbiamo obbedito agli ordini. Un documentario. Rudolf Eichmann, che era uno degli uomini più istruiti della Terra, per dire appunto che gli esseri umani non è che possono essere definiti per la loro razionalità e per la loro scienza. Perché, con tutto il rispetto, ne parlo appunto senza una valutazione, ma ne parlo con rigore linguistico, Rudolf Eichmann è un essere umano istruito, ha potuto mettere 6 milioni di ebrei nelle camere a gas perché l'ha fatto scientificamente, aveva un bel po' di testa, no? E però dov'è l'umanità là? Quindi l'essere umano non è animale razionale, non è la razionalità che qualifica l'essere umano, forse l'umanità va qualificata per altre cose, non per la razionalità, perché con la razionalità puoi combinarne di tutti i colori. Io tuttora penso che i più grandi boss mafiosi siano delle grandi menti strateghe, soprattutto perché per comandare non bisogna vederla con così tanta superficialità, ma per organizzare, comandare ci vuole tanta strategia. Però tu stai facendo riferimento allo strumento utilizzato. Devono essere furbi, devono essere anche creativi e così via dicendo. Però una cosa è lo strumento della razionalità, un'altra cosa è il contenuto dell'azione, no? E allora, sono due cose distinte e separate. Il contenuto dell'azione, la malvagità non è un contenuto di un'azione umana, piuttosto tu perdi l'umanità, cioè compiendo il male, praticando la violenza, tu non resti umano, tu disumanizzi la vita, come dice Gabbani in Occidentalis Karma, mentre la vita si distrae, cadono gli uomini, no? Cadono gli uomini, la scimmia si rialza e la scimmia nuda balla. E uno dice, visto, alla fine l'uomo si rialza perché sarebbe l'uomo la scimmia nuda. No, l'umanità è perduta e la scimmia, l'aspetto animale, la bestia,
no? Dell'uomo, si rialza e balla e domina il campo umano. Ma tu volevi fare una domanda su Brusca, no? E sul fatto che è stato scarcerato. Ah sì, io volevo fare una domanda dicendo riferendomi a quello che ha detto sull'ergastolo, sul fatto che diciamo l'ergastolo è molto simile alla pena di morte, perché uno sta andando a condannare la vita nella sua interezza. Quella situazione. Se è giusto scarcerare dopo tutto quello che ha fatto, va bene che è stato collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, perché ci sono state molte discussioni su questo, perché è stato carnefice, è stato il mandante della strage di Falcone e Borsellino, ora è stato rilasciato grazie alla legge voluta da Falcone. Sì, per esempio in Fratelli Tutti Papa Francesco citavo questo passaggio in cui dice fate in modo che negli stati la pena di morte venga tolta no? E poi faceva riferimento anche all'ergastolo, perché come tu giustamente sostenevi l'ergastolo alla fine è una pena di morte, nel senso che la tua vita muore comunque in carcere e non... su Brusca tutti quanti siamo rimasti con un rospo, no? Un'amarezza profonda proprio diciamo per l'entità, no? per la brutalità e l'entità di questi, no? Però ecco la legge qui è stata addirittura voluta da Falcone. E quindi la legge ha permesso che questo per esempio si pentisse. Poi l'altra questione è se davvero si è pentito e ha detto tutto quello che doveva dire oppure no, ma qui c'è il giudice che deve valutare. Però è una questione intricatissima. Una legge sì. Però una volta che è fatta lui ne può beneficiare, lui ha scontato la pena prevista dalla legge con gli sconti previsti dalla legge Falcone per aver collaborato. Io, pur capendo il messaggio di Papa Francesco sull'abolizione anche dell'ergastolo, io a Brusca l'avrei tenuto dentro, no? L'avrei fatto uscire quando nella vecchiaia potrebbe anche non nuocere, no? Perché mi pare che ha l'età per continuare a nuocere, però questo è un discorso. L'altro discorso, Papa Francesco stesso dice nell'Evangelii Gaudium che il tempo è superiore allo spazio. E cristianamente parlando, noi dobbiamo pregare anche e sperare per la conversione degli esseri umani. Faccio un esempio. Qui a Noto, non so se gli spettatori lo sanno, qui a Noto al carcere di Noto c'è una cella dedicata ad Alessandro Serenelli. Alessandro Serenelli è l'uccisore della piccolissima, giovanissima Maria Goretti, Santa Maria Goretti. No? Questa cella di questo Alessandro Serenelli adesso è una piccola cappella. Perché? Perché Alessandro Serenelli, tra l'altro mentre uccideva Santa Maria Goretti, riceveva da Santa Maria Goretti, e questo è un fatto constatato, storico, avveduto, quindi non è una leggenda, la Goretti diceva io ti porterò con me in paradiso. Poi la Goretti è apparsa più volte in sogno ad Alessandro Serenelli, dicendo che pregava per la sua conversione, che l'avrebbe portato in paradiso. Di fatto Alessandro Serenelli ha scontato tutta la pena, ma in carcere si è convertito, ha vissuto una vita esemplare. Quando è uscito dal carcere ha continuato fino alla morte a vivere una vita esemplare cristiana e pensa addirittura, adesso c'è in corso la causa di beatificazione di Alessandro Serenelli. Come San Corrado. San Corrado non mi pare che abbia ammazzato qualcuno. Sì, San Corrado non ha ammazzato nessuno. Ho esagerato volutamente. Però San Corrado a un certo punto per un atto di coscienza ha capito che la sua vita di prima era malvagia, poi si è autodenunciato per quel delitto che aveva fatto, ha venduto i suoi averi, dato ai poveri, si è messo in pellegrinaggio verso Noto ed è stato un grande santo, no? Sì, è bello far riferimento anche a San Corrado. Perché? Ma potremmo fare riferimento letterariamente all'innominato del romanzo di Manzoni, I Promessi Sposi. Si converte anche lui? Ecco, dove si converte? Io per esempio ho scritto un poema
io ho scritto un poema in 5 atti sulla vita di San Corrado e interpreto dal punto di vista poetico l'istante in cui San Corrado si è convertito, e l'ho immaginato così: quando Corrado ha capito che Dio lo amava nonostante che lui era totalmente non amabile, allora si è convertito. Cioè, quando tu percepisci che Dio ti ama ancora, nonostante che tu non sei degno di nessun perdono, allora ti converti. Giuda è il traditore per antonomasia, tant'è che si chiamano i traditori, sei un Giuda. Ma in realtà, per antonomasia, il vero traditore del Nuovo Testamento, sapete chi è? Non è Giuda, è Pietro. Pietro? Perché Sì, rinnega Pietro Dio. rinnega Gesù per 3 volte. Nel linguaggio biblico 3 volte vuol dire prima del che il canto suo del gallo. tradimento Chissà, è ma seguiva completo il e catechismo. pieno. Invece Giuda, tra l'altro Giuda era anche giustificabile nel suo tradimento, perché Giuda era uno zelota, voleva fare la guerra ai Romani, aveva pensato che Gesù con la sua predicazione avrebbe organizzato il popolo, poi loro avrebbero dato al popolo le armi e quando Giuda ha capito che Gesù diceva sul serio amate i vostri nemici e io devo amare i romani, è un po' vai in depressione, è deluso, è sconfortato e lo tradisce. Ma Pietro che motivazioni ha se non la sua paura personale per rinnegare Gesù per 3 volte? Il Giuda per antonomasia, il traditore per antonomasia è Pietro, non Giuda. Ma perché Giuda si impicca, si suicida, e Pietro no? E anzi Pietro diventa il capo degli apostoli, per cui il successore di Pietro è il Papa di Roma ed è alle chiavi del regno dei cieli. Perché? Cos'è che è capitato? È capitato che Giuda si pente, ma dispera dell'amore di Dio e del suo perdono. Pietro invece incrocia gli occhi di Gesù che sale verso il Calvario, e dagli occhi di Gesù, mentre Pietro piange, capisce che Gesù gli vuole ancora bene, che Gesù lo ha perdonato. E allora ecco la conversione davvero di Pietro, no? Che diventa araldo e morirà per testimoniare Gesù, come tutti gli apostoli, tranne Giovanni l'Evangelista. Tutti daranno la vita morendo per Gesù, capito? Ma quando? Quando si sono convertiti. Nella potenza, tra l'altro, dello Spirito Santo, adesso sanno che davvero Gesù è il Salvatore e il suo Vangelo racconta di un Dio che è solo e sempre amore. Io, mentre lei parlava, anche prima, no? Del fatto che etum, essere dei ethos, che costume. essere un costume. E poi ha parlato anche di Maometto, ha parlato di Dio cristiano, le differenze. Io mi sono chiesto, ma perché non ci viviamo una religione individuale? Cioè, qual è il bisogno che abbiamo di ritrovarci in una comunità per vivere un Dio? Io penso, allora io sono ateo, però penso che se ci deve essere un Dio deve essere... Credi di essere ateo? Credo di essere ateo. Sì, credo di essere ateo. Credi di essere ateo perché non ci sarà mai sicurezza. Che vuol dire che sono ateo? Che vuol dire che sei ateo? Per esempio, che vuol dire? Adesso parla, poi me la fai la domanda tu, adesso te la faccio io la domanda. Sì. Spieghiamo anche che vuol dire che sei ateo. Io credo che non ci sia nessun Dio, non credo in nessuna religione e penso che la razionalità, ad esempio prima, no? Quando lei parlava di come si chiama il ragazzo che è morto in carcere? No, che è morto in carcere, si è convertito. Alessandro Serenelli. Cioè, io, persona molto razionale, penso che questa sia stato colpito da questa ragazza che gli diceva che lo aspettava in paradiso, e le allucinazioni sono un possibile... Sì, va bene, ma non è questione di allucinazione, perché ti potevo fare l'esempio di Pino Puglisi, no? L'uccisore di Pino Puglisi si è convertito pure lui, perché Pino Puglisi prima di morire gli ha sorriso, in quel sorriso ha capito che lui lo perdonava. Questa è l'esperienza cristiana, comunque tu la formuli, e comunque è un'esperienza storica, comprendi, che è capitata. Tu ti puoi anche, giustamente, dici, ma perché non ci vuole una religione individuale? Perché, come ti ho detto prima, e purtroppo la trasmissione di prima è andata perché era una cosa molto bella, non ci può essere una religione individuale perché l'individuo non esiste in natura.
E quindi ciò che non esiste in natura non può originare qualcosa. L'individuo non esiste in natura. Non esiste l'individuo. L'individuo è un termine con cui noi riferiamo di un posizionarsi nel mondo, nella società, della persona, che è l'unica realtà che esiste in natura. L'essere umano è una persona, cioè una relazione totale. Cioè, per esempio, tu che sei tu, dici io sono io, ma tu che sei tu, ti rendi conto di chi sei tu? La sostanza di quello che sei tu è che tua madre ti ha generato con tuo padre, che tu sei stato cresciuto, educato, di relazioni. che tu sei andato a scuola, che tu, tutto questo sei tu, comprendi? Che vesti i vestiti che ha costruito un altro, che ti piace il colore bianco perché qualcuno quando eri piccolo chissà, e ti ha illuminato, capisci? Cioè, se tu vai alla ricerca di te e dire ma nella mia sostanza ultima chi sono io, tu sei la trama di tutte le relazioni che ti hanno costituito e ti hanno determinato. Questo lo dice Ermal Meta in quella bella canzone Vietato morire, in cui la madre dice al figlio: ricorda, figlio mio, all'uomo che diventerai che non sarà mai più grande dell'amore che dai. Se tu vuoi sapere chi sei tu sei tutto l'amore che sei riuscito a dare, tu sei tutto l'amore che hai ricevuto. E l'amore istituisce la relazione tra di noi. Per cui una religione individuale non ha nessun senso, perché religione vuol dire religio, vuol dire legame. Legame con Dio e legame tra gli altri. Avete fatto questa bella cosa qui in questa specie di pub. Noi quando eravamo ragazzini facevamo il pub. Noi facciamo i salotti. Voi fate i salotti, d'accordo, vi siete emancipati giustamente. Dico, ma questa cosa qui che cos'è? Questa è una realtà che caratterizza voi. Tu non puoi dire di essere altro nella tua sostanza rispetto a quello che stai facendo adesso qui, perché però io prima di tutto sei tu. Io prima di tutto sono individuo. No. Io prima di tutto sei materia, prima di tutto sei atomi, prima di tutto sei molecole, sì. D'accordo? E se tu vai per esempio a livello subatomico di te, la meccanica quantistica ti dice chi sei. Allora, se tu vai per esempio a leggere un bellissimo libro che tra l'altro è leggibile di Carlo Rovelli, uno dei più grandi scienziati attualmente, che sta cercando di mettere insieme la teoria della gravità di Newton con la teoria della relatività generale di Einstein, no? E fa parte di un gruppo di fisici che stanno lavorando alla gravità quantistica. Se tu leggi quel bellissimo libro Helgoland, no? In cui racconta come Heisenberg, uno dei primi inventori della meccanica quantistica, andò in questa isola e come scoprì per esempio il principio di indeterminazione che sta oggi alla base della scienza, ecco, tu vieni a sapere cose interessanti, che le proprietà delle cose non esistono in sé, ma sono solo frutto di relazione. Carlo Rovelli è andato anche a questa trasmissione. No. Che si relaziona continuamente e forma qualcosa. L'ologramma può anche essere un'analogia per capire di cui si parla, ma lo vedi per esempio sui colori, no? Se tu guardi questo colore qua, tu vedi che questo tavolo c'è una scritta grazie al colore nero, e poi questo colore che cos'è? Un bianco avano, d'accordo? Bene, allora tu dici, per esempio, che il colore sia qualche cosa di fisico, e pensi che ciò che di fisico è il colore rosso, certo, verde, giallo, bianco. Io ho il bianco, lui sa sta roba qua. Non è così. Il colore non ha una sussistenza fisica. Il colore è frutto, no? Dei fotoni di luce, che sono atomi, capisci? Ma anche il pigmento dice il rosso, il pigmento. No, il colore è frutto di una relazione visiva tra la luce, la mia retina, la frequenza, la lunghezza d'onda e così via. Bravo, vedi che lui sta roba. Quindi
Anche tu, con le molecole, gli atomi di sangue, se tu vai a livello subatomico, tu vedi che tutto è relazione. Pensa che Planck, con la sua costante, ha cercato di dire che puoi scendere giù nei quanti, ma non puoi scendere oltre una soglia. E la costante di Planck dice quel minimissimo di energia per cui diciamo l'elettrone non semplicemente la sua onda. Tant'è che, per esempio, tu sai che ad Einstein hanno dato il premio Nobel non per la teoria generale della relatività generale, che è una teoria, guarda, è una teoria che sconvolge il mondo. Grazie alle previsioni di questa teoria, no? Questi fisici ci raccontano, per esempio, che l'universo potrebbe non essere nato da un Big Bang, ma da un Big Bounce. Io credo che i nostri spettatori queste cose qui possono essere incuriositi. Non il Big Bang, boom, e comincia la cosa. E poi tutta sta materia, no? Tutta sta materia, che l'universo è ancora in espansione. Pensa come sono massive certe stelle che hanno la massa di 100 milioni di soli, no? Tutta sta cosa qua è venuta fuori da che cosa? Big Bang. Dici no, un Big Bounce, cioè un grande rimbalzo. Rimbalzo di che cosa? Di particelle. Di una stella di Planck, cioè di quella che si può chiamare una stella di Planck, che era l'universo prima del nostro universo. Quindi prima del nostro universo c'è un universo che si è in espansione, almeno quanto il nostro e forse di più, non lo sappiamo, che a un certo punto si è contratto, un big crunch, no? Si è contratto, contraendosi, si è concentrato in tutta la sua massa, si è concentrato in una pallina di ping pong, che raggiungendo il nucleo del buco nero che ha formato, a un certo punto ritorna ed è il nostro universo. Queste cose qui possono avere un minimo di sensatezza. Perché? Perché Einstein ha dimostrato che non esiste lo spazio e il tempo, ma esiste lo spazio-tempo che in presenza di masse si incurva. Per cui quando tu dici che la Terra gira intorno al Sole e ti pare che la Terra ha, come dire, una guida, un guidatore che a un certo punto arriva lì e mo deve girare perché siccome il Sole è là io devo fare un'orbita e giro. No, la Terra procede a moto rettilineo, omogeneo, etterino, diritto, uniforme diritto. Però siccome il Sole ha una massa che crea, come dire, una sorta di distorsione nello spazio-tempo, crea per esempio un'orbita, no? Al pianeta Terra, e così accade per la Luna, e così accade per gli altri pianeti e così via dicendo. Ora capisci, se oggi la meccanica quantistica è una scienza di successo, no? E l'astrofisica può raggiungere guadagni straordinari grazie alla tecnologia. Assolutamente, grazie alla tecnologia. Per cui più la tecnologia diventa erudita, più noi vivremo nuove scoperte. Per esempio i buchi neri erano stati previsti dalle equazioni matematiche di Einstein, no? Ma erano nelle equazioni matematiche, ma adesso sono stati fotografati grazie ai telescopi, no? Grazie ai telescopi. Ma adesso, per esempio, abbiamo la previsione nelle equazioni matematiche di Einstein, di questi fisici, dei buchi bianchi. Ma non sappiamo. Per dirti, guarda che quello che sta accadendo nell'astrofisica e nella scienza delle particelle, nella fisica delle particelle elementari, è una cosa straordinaria su cui la fede cristiana e la fede in generale può enormemente simpatizzare. Sai perché? Perché? E mi faccio riferimento a quello che dici tu, dici l'allucinazione, cose e robe varie. Perché allucinazione? Quando noi dicevamo che il verbo si è fatto carne, no? I grandi razionalisti dicono ma che stupidaggini sono queste? Nell'ipotesi che Dio esiste ed è Dio, Dio è Dio, no? Nell'ipotesi, come fa a concentrarsi in un uomo, d'accordo? Beh, adesso per esempio con Einstein sappiamo che con la distorsione dello spazio-tempo, galassie, milioni di galassie con le loro masse si possono concentrare in una pallina. Per analogia, non mi sembra meno imbarazzante che io creda
in un Dio che si è fatto carne. Da quando gli astrofisici mi raccontano questa storia, a me risulta meno imbarazzante credere in un Dio che si fa carne. Ma per la fede, Non sai c'è che scienza. la fede è certezza delle cose che non si vedono. La fede è certezza delle cose che non si vedono, è argumentum non apparentium. Tu sei certo, non lo vedi, ma sei certo. Lo vedi Dio? No, ma sei certo. Cosa ha più del complotto la religione? No, aspetta, restiamo sulla scienza. La scienza... Posso fare una riflessione a proposito di questo? No, ma parliamo sulla scienza. Tu con l'ultima battuta e poi tu. Ok. Perché dico la fede è interessata? Perché se la fede è argumentum non apparentium, no? Cioè certezza e argomento delle cose che non appaiono e non si vedono, vuol dire che la fede ammette come reali inosservabili, cioè realtà inosservabili. Mentre la scienza queste cose non le può tollerare, è vero? È vero o no che la scienza non le può tollerare? La scienza osserva, capisci? Osserva. E infatti la scienza è nata con Galileo, la scienza, sì o no? E Galileo che dice? Dice le osservazioni, le sensate esperienze e le osservazioni che dimostrano. D'accordo? Mm-hmm. Bene, è strabiliante riconoscere, carissimi che ci state ascoltando, tutti quanti, bella per tutti, che la scienza di maggior successo attuale, quindi la scienza veramente scientifica, oggi si chiama fisica delle particelle elementari, meccanica quantistica, che ci offrirà, e ci sta già offrendo, perché qui dentro c'è meccanica quantistica, no? E adesso ci darà presto i computer quantistici, che sapranno fare calcoli e simulare calcoli che gli attuali computer metterebbero 10 anni, 12 anni, ho visto che o anche migliaia di anni. Quello nuovo di Google che ha superato l'IBM precedente. Che fa? Li fa in 3 secondi. Svolge un calcolo in 10 minuti sentite. rispetto a quello precedente di IBM che lo svolgeva in 10.000 anni. In 10.000 anni. In 10.000 anni. Straordinario. Sapete perché? Che non si basano su codici binari, ma... Non si basano su codici binari. Descrivi tu. Non so tanto. Descrivi tu. Non so tanto, ma comunque sono delle strutture enormi basate su... Il microfono, fra. Su strutture in ottone e varie reazioni chimiche che non so spiegare. Non sai spiegare, però... ma comunque... Però l'enormità del computer, no, non ci deve impaurire, perché anche questo, prima di essere così, era quanto una stanza, no? Era quanto un palazzo, d'accordo? I primi computer durante la seconda esatto. guerra mondiale, mi ricordo 4 megabyte di memoria li trasportavano in interi vagoni ed erano degli stanzoni enormi, dei cosi. Benissimo. Ora qui ci sono 500 giga, arrivano... Perché i computer quantistici possono fare quello che i computer attuali farebbero in decine di anni, centinaia di anni, 1000 anni, e loro li fanno in secondi, in minuti? Perché? Perché, come ha spiegato lui, invece di lavorare su codici binari, di utilizzare i bit, utilizzano il qubit, cioè il bit quantistico, il bit quantico. Qual è la differenza tra il bit attuale e il bit quantico? È che il bit attuale o è 0 o è 1. Poi fa 0, 1, binario, 1, 0, 0, 1 e così via. Il qubit è nello stesso tempo 0 e anche 1, è sia 0 sia 1, per cui quando tu metti insieme 2 qubit hai già 4 postazioni. Se ne metti 3, quanti ne hai? Dici uno ne ha 2, l'altro ne ha 2, ne metto il terzo e quindi arriviamo a 6. No molti di più. Se ne metti 4, se ne metti 5, se ne metti 10, se ne metti 30, se ne metti 60, arrivi a... Mi spiego? Ecco. Voglio fare una domanda al pubblico. Sì, ma è la conclusione del mio discorso, sai qual è? Che la tecnologia funziona. Il computer quantistico c'è. Esatto. Ma è basato su una cosa che non è osservabile.
sulla sovrapposizione quantistica del qubit, che è la sovrapposizione per esempio quantistica dell'elettrone che ha uno spin e ha un altro spin, ma che ha lo spin sia così che così nello stesso tempo. È la sovrapposizione quantistica del gatto di Schrödinger, che è vivo e morto, ma che se tu guardi collassa in uno stato o vivo o morto. Allora la tecnologia della meccanica quantistica funziona ed è basata su un fatto che tu ammetti reale solo se non lo osservi, perché se lo osservi è finito. È come dire, per esempio, Dio è reale solo se non lo penso, perché se lo penso non c'è più. Certo. Infatti attendo la tua domanda. Fammi alla fine la domanda, ma Dio esiste o non esiste? Più una riflessione. Perché io ti spiego appunto perché Dio, io posso dire che non esiste. Faccio la domanda ai ragazzi del pubblico. Ragazzi o picciotte, ma come ci siamo arrivati a parlare di fisica? Ce lo direte voi, grazie. Comunque, voglio dire una cosa. Allora, intanto la differenza... Allora, lei ha detto una cosa bellissima, ovvero che tutto è fondato su qualcosa che esiste ma che noi non guardiamo, e ha fatto l'analogia con la religione ed è una cosa fantastica. Però io dico un'altra cosa, sempre perché dall'episodio di Don Maurizio io devo essere il rompipalle, no? Devo essere quello che dice no, picchica, no, è così, vabbè. Personaggio tuo, la scienza si smentisce ogni volta con dei metodi scientifici, con degli esperimenti, perché è appunto la base della scienza, lo sappiamo tutti, è inutile che sto qui a dirlo. Quello che non fa la religione, quello che non ha mai fatto la religione, cioè non si smentisce, anzi cerca delle giustificazioni su quello che è già scritto. Adesso dico, ragazzo, no? Ti rendi conto, prova a pensare quello che hai detto un secondo fa. Sì. Prova a pensare quello che hai detto un secondo fa. Tu, che sei ateo, che credi di essere ateo, che sarai stato al catechismo come vanno tutti più o meno, purtroppo che magari, sono figlio di questa generazione, che magari le sante scritture non le hai mai lette tutte. No, in realtà mi piacevano. Vabbè, ti piacevano, però non le hai lette sistematicamente, non le hai studiate e così via dicendo. Che della storia della Chiesa sai soltanto quello che Fabi Fibra ti ha detto nei suoi rapper che senti eventualmente. È una provocazione. Oppure no, è una provocazione. Dico tu, no, lasciamelo dire, no. No, tu dici, cioè è bellissimo. Tu dici, per me va bene. è perché stiamo parlando. No, tu appunto. dici la religione non ha mai. Ma che ne sai tu del cattolicesimo? Adesso ti ho detto che la Chiesa cattolica è di tal fatta, no? Che brucia le streghe e poi le fa sante. Scusa, se per esempio se fa santo uno che ammazza, dice sì. Allora per l'Inquisizione ammazzate questo qui, ed è la Chiesa cattolica, ahimè, purtroppo nel suo smarrimento totale. Poi a un certo punto prende questo qui e dice cavolo, ma questo è un santo, e lo fa santo. Mi spiego, tu come fai a dire che non indietreggia e fa la cosa che nessuno fa. Però quello che vorrei dirti sulla scienza, anche sulla scienza, perdonami, io nasco come teorico, come epistemologo, quindi di teoria della scienza mi sono interessato, specialmente della scienza del XX secolo, dal Wiener Kreis, dai neopositivisti, no? dal circolo di Vienna fino a Feyerabend, che era contro il metodo, contro ogni, per cui fare scienza significa per Feyerabend anything goes, fai quello che vuoi e fai scienza, perché la scienza non è proprio così scientifica come lo scientismo continua a dire, non lo è mai stata così scientifica la scienza. Però ti dico che mentre la scienza funziona, come dice Karl Popper, trials and errors, cioè per tentativi ed errori, no? Mentre sbaglia, mentre continua a sbagliare, no? Il riconoscimento dell'errore attiva un processo cumulativo di scoperta.
Facciamo un esempio. Quando Einstein, ti stavo dicendo, ha preso il premio Nobel, non l'ha preso per la teoria della relatività generale, no? Così introduciamo anche in maniera amena questioni belle, no? Che a scuola magari non sopporta. Dici, ma che pizza! Invece in questa maniera... Sai perché Einstein prese il premio Nobel? No. 10 anni prima. Per gli effetti fotoelettrici. Per aver cioè scoperto che la luce... Viaggia a velocità così. No, quella è sulla teoria. Che la luce non è un continuum d'onda, ma è fatta di piccoli discreti quanti, i fotoni. Cioè ha insistito sulla natura corpuscolare della luce, del fotone, capito? Quindi il fotone è onda ed è particella corpuscolare. Ma come ha potuto inventare questo Einstein? L'Einstein ha scoperto questo dopo aver ascoltato Planck e la sua costante. L'equazione di Planck, che Planck non ha applicato, no? Per scoprire quello che invece ha scoperto Einstein, d'accordo? Applicandola, Einstein ha scoperto l'effetto fotoelettrico e quindi la duplice natura di onda e di corpuscolo. Allora, una cosa è riconoscere gli errori e andare avanti nella ricerca. Un'altra cosa è riconoscere che l'errore non era un errore. Mi spiego? Cioè, una cosa è riconoscere che un errore è un errore, una verità è un errore, e questo ti porta ad avanzare verso un'altra verità che la smentisce e che la nega, no? Un'altra cosa è riconoscere che un errore non era errore, ma era la verità. Mi spiego? Una cosa è riconoscere che questa verità che stai dicendo è un errore, e quindi si impianta un'altra verità che nega quella verità e ti fa avanzare. Un'altra cosa è riconoscere che quell'errore Era invece verità. no? Ok. Per esempio, per parlare della Chiesa Cattolica per parlare della Chiesa Cattolica e della questione di Galileo, no? Galileo diceva: guarda che col cannocchiale che l'olandese ha inventato, quello l'ha inventato per la storia delle navi da guerra, io ho guardato il cielo e ti posso assicurare per osservazione diretta che non è il sole che gira intorno alla terra, ma che è la terra che gira intorno al sole. Ma gli ecclesiastici da allora dicono: ma come? Questo è contro la rivelazione, perché nella rivelazione c'è un passaggio in cui Giosuè sta facendo una delle sue tante guerre e dice: senti, siccome sto vincendo, adesso non te ne andare sole, fermati sole. E il sole si fermò, perché Dio fece fermare il sole, dice la scrittura, comprendi? E allora il sole si ferma, e quindi questo indica per la rivelazione, secondo loro, ma queste cose, vedi, noi le abbiamo superate. Nessuno di noi dice più queste cose qui, per cui venne condannato Galileo. Cioè che è la terra che gira intorno al sole, no? E non il sole che gira intorno alla terra. Ma c'era per esempio Bellarmino, il cardinale Bellarmino, che aveva una posizione popperiana ante litteram, no? Perché diceva: Galileo, va bene, la tua tesi, no? Mettila come un'ipotesi scientifica tra le altre, se riservi a spiegare meglio i fenomeni, bene, no? Perché potrebbe anche non essere vera. Invece Galileo no. Galileo dice: no, è vera perché E dico: vedi, oggi noi sappiamo che nemmeno la tesi di Galileo è vera, no? Era vera rispetto alla posizione tolemaica, perché la svolta copernicana era reale, la Terra che gira intorno al Sole, ma anche il Sole gira e la Terra gira intorno a se stessa, e così via dicendo, comprendi? Allora la Chiesa Cattolica, diversamente dalla scienza, che non lo potrebbe fare, non necessariamente, perché la scienza va avanti come un processo cumulativo, no? Di scoperte attraverso la falsificazione. Per la Chiesa Cattolica la cosa è molto più dura ed è molto più esaltante, perché la Chiesa Cattolica riconosce gli errori fatti e riconosce che alcuni
errori ritenuti dalla Chiesa cattolica errori, errando, in realtà erano verità, tant'è che le persone che ha condannato, una volta che ha riconosciuto questo, e sono tanti i casi, le persone che ha condannato li fa addirittura sante, se sono stati santi. Io ti posso dire, per esempio, che ho lavorato alla causa di beatificazione di Antonio Rosmini, adesso beato Antonio Rosmini, uno dei più grandi intellettuali dell'Ottocento, che ha fondato anche tra l'altro l'Istituto della Carità, prete, lui era prete roveretano, grande filosofo, grande politologo, grande pedagogo, grande teologo, grande tutto, tant'è che Spaventa lo chiamava il Kant italiano. No? Ebbene, Rosmini è stato condannato per 100 anni con un decreto post obitum su tutto il suo pensiero, come ontologista, panteista, è tutto e di più, d'accordo? Noi abbiamo lavorato, no? Con gli sviluppi nuovi della scienza teologica sul pensiero di Antonio Rosmini, abbiamo mostrato che quelle proposizioni condannate non corrispondono al pensiero autentico del Rosmini. La Chiesa ha dovuto riconoscere questo, no? Comprendi? Perché poi alla fine non è che la Chiesa è la religione che sbaglia, sono sempre soggetti particolari. Certo che la Chiesa è garantita nella sua verità, dimostrazione il fatto che sa riconoscerla anche nei suoi giudizi errati. E questo è molto bello. E questo solo la Chiesa Cattolica ce l'ha. La Chiesa Cattolica fa uccidere le persone, li mette in croce e poi dopo... Adesso per esempio non capiterebbe mai più perché grazie a Dio ci siamo tolti con il Concilio Vaticano II fuori da questo campo infinito e terribile del Dio guerriero, del Dio giustiziere, del Dio che ti colpisce, del Dio che ti fulmina, del Dio di qua e Dio di là, e stiamo, grazie al Concilio Vaticano II, rigenerando anche un cristianesimo più bello, più autentico, più accoglibile, come dice Paolo VI, dagli esseri umani, perché è il cristianesimo dell'amore vero. Per cui la sfida oggi della Chiesa Cattolica è: sull'amore confrontiamoci. Io dico che l'amore è questo, tu che dici? Io dico che l'amore è il crocifisso risorto, e amatevi gli uni gli altri come il crocifisso ha amato noi. Tu che dici? Ripartiamo dal crocifisso e io dico la mia riflessione che si collega anche a questo e poi abbandoniamo i nostri telespettatori. Sì, non lo so se vogliamo cantare qualcosa. No, devo prima dire questa cosa. Almeno una all'inizio del video glielo mettiamo. La canzone di Ligabue. No, Ligabue no. No. Ligabue è proprio vaffa, no? Comunque dico questa cosa prima. Posso prima dire questa? Va bene. Certo. Okay. Anche due. Se è rap va bene. Sarei preparato sul mio rap. If I sing a song, you don't get me wrong. If I sing a song. In inglese? Certo, in inglese. Poi dopo vengono le parole in inglese. Ritornello in inglese. Allora, per quanto riguarda la questione del crocifisso, per lei Don Tonino dice che è amore. Io vedo invece la grande promessa che fa la religione della vita eterna e della togliere le varie sofferenze della vita eterna, No, la grande promessa della vita terrena. La grande promessa la dai il risorto, capito? Appunto, perché dopo che tu hai condotto una vita appresso un obiettivo e sei stato coerente con la tua morale, con la tua etica, con i tuoi costumi, con la tua comunità, con te stesso, vai in paradiso. Non ti piace? Non vuoi andare in paradiso? Io non dico che non mi piace, ma io spiego. Poi io sono diventato Nicola Lupo l'intellettuale, però comunque io mi spiego questa grande acclamazione del crocifisso come in realtà una consolazione spiegata dalla biologia stessa. Perché la cellula tenderà sempre alla vita e la cellula compone i tessuti compongono gli apparati compongono l'individuo, e qui torna di nuovo la parola di prima, e l'individuo composta la persona, ok, va bene, scusate,
la persona... È già un sistema di cellule, non è la cellula, è un sistema di cellule, quindi vuol dire che non c'è l'individuo, la cellula io. Non c'è la cellula io, l'individuo non esiste in natura, nemmeno nella cellula. È un'unità fondamentale. No, la cellula è un'unità fondamentale, è sempre comunque relazione ad altre cellule, diversamente non sarebbe se stessa. Non esiste una cellula che sia certo, se stessa. c'è una Cioè, quando tu relazione. dici cellula, come diceva Battista, no, non è questione di cellule. No, sapevi questa? Vai a vedere, Battista. Comunque, e quindi la persona, molto meglio, no? La persona tende a una vita ultraterrena e biologicamente parlando spiegherei la vita terrena e la credenza in una religione, quindi la formazione di una religione, proprio come una spiegazione prettamente scientifica di come si vuole sopravvivere anche sopra la morte stessa e di quanto la morte ci spaventi in quanto esseri umani, in quanto esseri viventi, quindi che conduciamo una esistenza. Questa esistenza non può essere abbattuta e quindi noi ci fortifichiamo con la religione. E io nel crocifisso vedo la più grande, da parte mia, bugia della religione, che ci promette una vita eterna. Poi c'è la scommessa di Pascal che parlavamo con Don Maurizio, però io sono libero di schierarmi dalla parte opposta e dire guarda, no, non ci credo. Di te, allora, tu puoi anche non crederci, Certo, giustamente. è bello puoi che anche ci credere sia di non crederci, puoi anche credere di non crederci. Ma per esempio la tua posizione, tra l'altro, è la stessa posizione un po' più pessimista ancora e comunque rifiuti di Leopardi, no? Leopardi, come tu sai, che ha scritto L'Infinito, dice che la morte è una siepe, no? È una siepe e dopo quella siepe il guardo è escluso perché c'è nulla. Che la siepe e la morte e dopo c'è nulla per Leopardi lo si evince dal fatto che tu sai che Leopardi ha scritto anche lo Zibaldone. Lo Zibaldone era una sorta di testo, di diario dove lui scriveva, e nel periodo in cui stava scrivendo L'Infinito scriveva nello Zibaldone: io percepiva e considerava intorno a me tutto e nulla e io medesimo solido nulla. Poi scriveva della morte: sola nel mondo eterna in cui si volve ogni creata cosa, in te morte si posa, nostra ignuda natura, la morte. La morte è il nulla, l'annientamento del nulla, Leopardi. Poi a un certo punto Leopardi dice: ma cavolo, se le cose stanno così come stanno, proprio come le sto dicendo, perché le cose stanno come le sto dicendo, dice Leopardi, mi devo impiccare soltanto, perché non c'è altra via. Cioè, mi posso soltanto impiccare, cioè vivere nell'angoscia, ma io non voglio vivere nell'angoscia, non posso vivere nell'angoscia. Allora vado ad ascoltare la voce della religione o delle religioni che mi racconta di dolci illusioni. Le illusioni della religione. I monti, com'era l'esempio silenzi. Fatto su 1984? Dei Monti Iblei. Allora, 984. Quello dei corvi che raccontavano. Tu che l'hai letto da poco sei fresco, dai. La fattoria degli animali. Ma perché non tieni il microfono? La fattoria degli animali dà fastidio. La fattoria degli animali? Sì, ok. Quando dice dei corvi che raccontano. Dei corvi che promettevano a tutti gli animali che va benissimo, va benissimo. Allora dice: sovrumani silenzi, profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Così in questa immensità naufrago, cioè muoio, la morte naufrago, però naufrago dolcemente, non naufrago da disperato. E il naufragar m'è dolce in questo mare. Anzi, una piccola chicca per chi ci sta ascoltando: se voi andate a Recanati e guardate il testo autografo di Leopardi con dell'Infinito, lì noterete che Leopardi scrive: in questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Però poi va su immensità, cancella, vero. E sopra immensità mette infinità, per cui di per sé l'Infinito di Leopardi andrebbe recitato così: in questa infinità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Allora la tua posizione, come quella del Leopardi, è ammissibile, no? Anzi, tu forse la carichi negativamente perché dici è una bugia e così via dicendo. Il problema tuo e nostro quale dovrebbe essere, se voglio interloquire criticamente? Che il cristianesimo non è un mito, cioè non è il mito
di tante religioni, no? Di tante sofie, di tante sapienze, capisci? E ci sono i miti orfici, no? No? Il cristianesimo non è un mito, il cristianesimo è un evento storico. Tu puoi ritenere mitologico l'evento centrale dell'incarnazione del Verbo, no? Ma adesso nemmeno più nell'ateismo sovietico si disconosce l'esistenza di Gesù di Nazareth e quindi della sua religione, no? E allora un Gesù di Nazareth che per testimoniare l'amore del suo Dio nei tuoi confronti è morto in croce, sul fatto concreto di questo esito nessuno più discute, come tutti sanno che Socrate è morto per obbedire alle leggi della civitas. Mi spiego? Allora questo non è un mito. Non è un mito perché dopo Gesù tantissime persone, che noi capiamo essere i martiri, e le cronache dei martiri ci sono, hanno donato la vita per lo stesso motivo e l'hanno donata come Gesù, perdonando, amando, nell'obbedienza al comandamento nuovo di Gesù. Però anche i martiri, e allora no? i martiri, e tu la schiera dei martiri, che sono tanti, alcuni santi potrebbero anche essere nelle leggende inventate, perché ci sono leggende, no? Al limite ci possono anche essere, diciamo, santi costruiti come modelli, però tu devi distinguere tra il modello che costruisci e il contenuto del modello, no? Allora, se io costruisco un santo che non c'è mai stato e il cui contenuto è che ammazza tutti quelli che dico ma a me non mi interessa, ma se io costruisco un modello, no? Sulla base della santità concreta, dell'esperienza verificata negli anni all'interno della Chiesa Cattolica, per cui nella Chiesa Cattolica, mentre possiamo e dobbiamo riconoscere gli errori, le falsità, le malvagità, le violenze, le guerre che sono state perpetrate a schifezza della testimonianza cristiana, e noi dobbiamo anche conoscere e riconoscere la storia dell'amore. Cioè nella Chiesa Cattolica c'è una storia complessiva, no? D'amore cristiano, e c'è il cristianesimo che avanza, come c'è una storia di impietà che ha contraddetto il cristianesimo. Allora, se tu mi dici ma tu perché sei cristiano? Perché io guardo alla storia della Chiesa che ha sempre e mi concentro, mi concentro sul filo rosso del sangue dei martiri e dell'amore effuso, e accolgo il messaggio del crocifisso che mi dice: Tonino, vuoi essere veramente umano, un essere umano? Fai come me, non togliere mai la vita a nessuno, semmai donala. Per cui, per esempio, per ritornare al discorso dell'aborto, no? Certo, il crocifisso a una donna che sta per abortire e rischia la vita nel dare la vita a suo figlio, d'accordo? Il crocifisso dice: rischi la vita, rischi di morire. Perché? Perché tu ami tuo figlio, tu ami questa persona, e l'amore arrischia fino alla morte per manifestarsi. Se non si manifesta nell'arrischiare la vita fino alla morte, non è amore. Questa è una sfida che il cristianesimo lancia agli esseri umani. Gli esseri umani potrebbero dire: no, io amo mia moglie, la amo davvero, però fino a un certo punto, se mia moglie mi tradisce, sta roba qua, io gli do un calcio nel sedere e rompo il matrimonio. Questo è un modo di posizionarsi nel mondo e di capire che cos'è l'amore. Se per esempio dici: io amo mia moglie, sì, la amo, però se mi devo fare un po' di scopate in giro appena vedo una ragazza, perché ho i soldi per farlo, vado, e così via dicendo. Lo so che mia moglie, che sa queste cose, si addolora, però che ci posso fare? Ma io la amo mia moglie, torno sempre a casa, però faccio figli anche con altre, no? E questo è un modo con cui tu interpreti e dici l'amore. Se tu vuoi essere cristiano e cattolico e vuoi ascoltare da Gesù di Nazareth, il crocifisso risorto, che cos'è amore, capisci bene che di fronte ami tua moglie e devi restare fedele all'amore di tua moglie. Se c'è una giovane fanciulla che è venuta dall'Ucraina, dalla cosa, che è 30 anni più piccola di te e che ha visto che c'hai un sacco di soldi in tasca e ti viene e ti circuita, e tu siccome sei un essere umano
perché ami e sei fedele e non cedi alla tentazione. E comunque se dovessi cedere alla tentazione lo fai una volta, non lo fai sistematicamente, ti fai un amante, 2 amanti, 3 amanti. Allora se l'ipermercato di oggi, no, metti in campo questo amore cinico, perché è cinico un amore così, O finto. no, è cinico, non è finto, è un amore cinico che, essendo cinico, non è amore, secondo me. Se l'ipermercato mette in campo questo amore qua e piace agli esseri umani, perché tu fai le statistiche e dici sì, tutti vogliono fare sesso così, tutti pazzi per... no? L'amore è bello finché dura. Se tutti sono convinti che l'amore è bello finché dura, il cristianesimo dice, e su questo non può cambiare, un amore che non dura non è stato amore. È radicale la sua questa frase, è terribile, è radicale, ma non è stato amore, e non è stato amore pieno, è stata una maschera dell'amore. Allora, su questi elementi vale la pena. Certo. E io proprio su questo elemento dell'amore, se volete vi canto una mia canzone. In conclusione. Tu Ligabue non lo vuoi. Però io no. direi una cosa, se è possibile, di cantarne un'altra. Quale? Quella di Marco Mengoni. È stato un mio sogno. No. Ripetere un'altra poi, ma io non la canto quella di Mengoni. Perché? È perché non l'ho preparata. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani, potrei cantarla con la base, ma non mi ricordo più gli accordi alla chitarra. Va bene, allora Peppe, vedi se trovi la base. Contro di te, Fra. Peppe, vedi se trovi la base. Credo negli esseri umani. No. Sì, la metti, si sente dai microfoni. Però mi hai fatto portare la chitarra, suono qualcosa che io, no? Non ti pare? Ormai cantiamo la canzone che voleva Sì, questa canzone dice a tutti, per esempio, ed è dedicata a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e pone la domanda: ma per te chi è indimenticabile? Nicola. A proposito dell'amore, no? Cioè, io credo che sia indimenticabile una persona che ha veramente amato. Una persona che ha veramente amato è indimenticabile, no? Allora può essere immortale. È immortale. Tra l'altro, bello quel passaggio che hai fatto tu sulla scienza della cellula, perché lì c'è una dimostrazione, chiamiamola scientifica, ma sempre per via analogica, perché l'immortalità è una formazione filosofica, che gli esseri umani sono immortali. La morte gli fa solo il solletico agli esseri umani. Nicola? Capisci? La morte, noi abbiamo cominciato ad essere mortali dal V secolo avanti Cristo. Prima non eravamo mortali, prima eravamo immortali. Poi è venuto Parmenide che ha detto il nulla, la morte, si muore davanti al nulla e siamo diventati mortali. I greci hanno la possibilità di nominare gli esseri umani con tanti termini e li chiamano mortali, mortali, mortali. E tu ti sei convinto fino adesso, perché apparteniamo alla magna grecia, che noi siamo mortali. Ma chi ti ha detto che sei immortale? Allora, tu sei immortale. Secondo me sei immortale non come individuo. Sei immortale come persona, capito? Proprio per le cose che hai detto tu, la cellula, cerca la vita, le cose, capito? Bello, siamo immortali. E chi ha detto che siamo immortali? Dopo i greci, Gesù di Nazaret, il Cristo, ha detto: ricordati che devi risorgere perché tu sei immortale. Per cui vivi la vita qua degnamente e bella, perché devi risorgere. Devi trascorrere una vita eterna bellissima da qualche parte, in una dimensione della realtà, perché tu non sei destinato alla morte. Tu non sei un essere per la morte. Tu sei immortale. Bellissimo questo annuncio cristiano. Capisci? Ora, siccome tu non sarai immortale come la cellula, la cosa, ma come essere umano che hai amato, che ti piace il gelato, ti piace, no? Allora il paradiso è, chissà come sarà, questa configurazione di una modalità della vita che corrisponde alla mia gioia, alla mia felicità. Perché se devo essere gioioso e felice in paradiso, devo poter fare qualcosa che mi procuri gioia, capito? Certo. Allora Dante se l'è immaginato in un modo, ma non è che l'immaginazione di Dante è realmente vera. Quella lì. Capito? Deve essere smentita dalla scienza. No, può essere smentita dalla scienza, ma comunque sia, la scienza e nessuno può produrre la modalità concreta, reale di come sarà il paradiso. Va bene. Allora, indimenticabile sei. Questa canzone è intitolata Sibilo di infinito e dice: guarda, fai silenzio, togliti dal rumore della strada, dei suoni, rientra in te stesso e comincia a dire: ma dov'è l'amore?
L'amore è laddove tu puoi riconoscere che una persona è indimenticabile, per le tracce belle che ha lasciato, perché ha vissuto e non solo vivacchiato, perché nella sconfitta non si è disperato, mi ha dato avanti con coraggio e speranza, perché la vita è bella come una danza che continua sempre. Va bene? Vai. Allora, vediamo un po'. Ci sei voi? Ci siamo tutti, anche a casa. Dove sei? Qui o altrove? Dentro te o fuori? Tra rumori e banalità e assordanti frastuoni. Dove sei? Dove ti trovi? Dillo ora, dillo ora, dillo ora. Se il cielo, l'aria che respiri, e danza e tocca quel cuore. Se il silenzio che soffia dentro te, parlane ora, parlane ora, parlane ora. Il silenzio è il respiro dell'anima, è come sibilo d'infinito dentro me e dentro te. Il silenzio è passione del cuore, è quando dalle stelle scende l'amore. L'amore. E cos'è l'amore? E dov'è l'amore? E chi è l'amore? Intanto dolore. Indimenticabile sei. Indimenticabile sei. Indimenticabile sei. Indimenticabile sei per le tracce belle che hai lasciato. Indimenticabile sei per l'amore che hai sofferto e poi donato. Indimenticabile sei per la libertà offerta nel perdono. Indimenticabile sei che trasforma il fallimento nell'attesa di un dono. Indimenticabile sei perché hai vissuto e non solo vivacchiato. Indimenticabile sei perché nella sconfitta non ti sei disperato. Indimenticabile sei perché vai avanti con coraggio e speranza. Indimenticabile sei che la vita è comunque bella come una danza. Indimenticabile sei. E qui ci sta il naufragarmi è dolce in questo mare. Tu però ora sorridi al futuro che già vedi e pensi sempre a quello che sarà, e ciò che è stato. Guarda quello che verrà, 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 verrà. Guardalo ora, guardalo ora, guardalo ora. Verrà, 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 verrà. Sì, verrà il futuro del computer quantistico, il futuro della scienza, il futuro del paradiso. Verrà Il futuro di Nicola. per Nicola. Tanto una volta che muore Nicola va in paradiso, dice: ah sì, ma allora mi ero sbagliato. Sei disposto a riconoscere i tuoi sbagli? Immagino che lo riconoscerai là. Poi dirò: quando vedrai Dio faccia a faccia, dici: cavolo, mi ero sbagliato, pensavo che tu non esistessi e invece ci sei. e invece no, come dice Fabi Fibra. E invece no. Va bene, ragazzi.
ragazzi, è stato bellissimo, è stato un piacere, Don Tonino. Noi vi salutiamo e ci becchiamo al prossimo episodio. Un bacio. Grazie mille. Grazie.